Ma buongiorno. Buongiorno. Ma buongiorno. Quanto tempo? Tantissimo. Oggi e te, con Gudo Senior, cosa facciamo? Caputiamo. No, No, ma sempre quella, ma basta! È l'abitudine, vero? E da questa parte invece c'è Gudo Senior. Buongiorno Gudo Senior. Buongiorno. E non vi dico buona giornata. No. Vedremo dopo se sarà una buona giornata. Vedremo dopo. Perché siete superstiziosi voi. Certo. Tra superstizioni e brutte persone, la Gudo Terror è finalmente pronta per una nuova avventura dedicata alla pesca dello sgombro. Per festeggiare il successo di visualizzazioni su YouTube di uno dei nostri video più vecchi, abbiamo deciso di girare una nuova puntata dedicata ad una tra le pesche più divertenti da fare da natante per un pescatore della domenica: il light drifting allo sgombro, che tradotto per noi pescatori della domenica diventa andemo a sgombri con la sardella, ecco. Ad ogni modo, gli sgombri sono pesci pelagici e dovremo armarci di pazienza ed ecoscandaglio. Dovremo pasturare bene e continuamente. E forse, e sottolineo forse, se faremo tutto nel migliore dei modi, saremo ripagati dal duro lavoro che sta dietro ad un'uscita del genere. Per l'uscita di oggi ci accompagneranno anche Denis e Walter della Pio Pio Aging Team, con i quali ormai è nata una bella amicizia e una fervida collaborazione. Ma che bell'uomo! Gli ospiti giù. Gli ospiti in catena. Vabbè. Davanti a prua. Siamo poche miglia fuori grado, sul limite delle acque territoriali. Calate le ancore, iniziamo subito a concretizzare questa uscita e ovviamente la prima cosa a cui dobbiamo pensare è la pasturazione. Per prima cosa iniziamo a creare le condizioni che permetteranno agli sgombri di interessarsi a noi. Incominciamo a preparare la giornata, dobbiamo sicuramente calare il secchio con la spruma. Senior, ma che cos'è, uno scolapasta quello lì? No, questo è un prodotto artigianale intanto. Non cominciamo a offendere perché altrimenti scendi dalla barca E vai se ce la fai vai a piedi via. A piedi, Questo è un a nuoto. Sono affari tuoi. Questo è un prodotto artigianale. Sì. E ha una ragione. Che noi mettiamo il sacchetto della pastura, ma è già successo diverse volte che ci sono le verdesche che ti strappano via la pastura e poi rimani senza pastura. Gli danno 2 morsi e te la strappano. Non la portano via, la strappano e il contenuto si disperde in un attimo e tu hai finito Di pasturare. pasturare. Lo caliamo qui, cominciamo un attimino a attirare gli sgombri verso la nostra posizione. Poi abbiamo lo sganciatore rapido, il pasturatore a sgancio rapido, quello a molla, con il quale ogni tot andremo a sganciare un quantitativo di sarde sotto la nostra barca e poi pian pianino si pastura, si pesca, si pastura, si pesca e soprattutto speriamo che si peschi. Cominciamo, perché prima di iniziare a pescare il lavoro è ancora lungo. Violento. Ma perché te mangiano e a me no? È una questione di simpatia. Siamo al solito copione, la prima cattura come sempre quella di Gudo Senior, che ci ha ormai abituato alle sue famose perle di saggezza del tecnica, stile e capacità. È il colpo d'occhio! State zitti voi, state zitti! Che ne sia che il vecchio... E come se non bastasse, anche Walter dalla barca accanto ci mette il carico da 90, come se l'ego spropositato del senior non si alimentasse già abbondantemente di suo, grazie ad un dio della pesca ironico e decisamente favorevole nei suoi confronti rispetto ai miei. Eccoli qua! Eccolo qua! Pian, ma che da pesci in faccia, ma dai! Vergognati! È quello che meriti, incapace! Che brutta persona. Vabbè, stendiamo un velo di pietoso silenzio, ma almeno il primo sgombro è arrivato ed è un buon segno. Vuoi vederlo da vicino? Sì, Aspetta. visto che io non li prendo, perché stanno Oh, mangiando. Dice. Daniele, dammi il 5. Oh, filma qua.
Dammi il 5. Alla faccia di chi non prende niente. Andate a quel paese. Nonostante sia contento del loro arrivo, la situazione è a dir poco allarmante, perché stiamo pescando a 1 metro con la stessa esca, alla stessa profondità, e il Senior li prende e io non sento nemmeno una tocca. Ma. No, allora c'è qualcosa che non va, perché c'è. Se c'è qualcosa che non va è in te. Sì, certo che è qualcosa che non va in me, perché non è possibile che tu continui a prendere e a me nemmeno mangia. E dovete ancora imparare a pescare. Ok, e al di là di questo. Al di là di questo imparate velocemente. Frecciare i pescatori. Questo ha mangiato. È un amatore perché se... Arrangiati il pesce tuo. Cavolacci tuoi. Questo è un atto ostile, Insomma, gli sgombri ci sono, è evidente, ma sono quasi sul fondo a 25 metri e non sono in realtà così stimolati da attaccare l'esca con frenesia. Mangiano in maniera delicata e circospetta, ma quello che non riesco a capire è come mai a Senior mangino e a me no, a 1 metro C'è di distanza. qualcosa. Vedo. Ha bussato di nuovo, sai? Sì, vedo. Sono bei pesci, sai, questi che sto prendendo. Sì, bravo, prendi, almeno uno che prenda, Vieni vicino, vuoi vedere il mio sorriso mentre prendo i pesci? Sì. Guarda e impara. Se hai l'umiltà di imparare, sei rimasto un pescatore della domenica. Di la verità. Stai zitto, stai. Tu stai guffando perché si liberi, vero? Ma tanto adesso rompi, sicuro rompi. Mamma mia che bello! Questo è uno sgombro da mezzo chilo. Guarda, hai visto come l'ho preso? Guarda, questa è la ferrata dell'artista. Impara e fai la stessa cosa, non devi inventare nulla. Fai quello che faccio io. Sì, facile dire fai come faccio io, ma tra il dire e il fare c'è appunto il mare, ed è un mare di fastidio. Così non si poteva continuare. Ok che il Gudo Senior è il monarca della perculata, ma un motivo ci doveva essere. Subito dopo infatti ne prende un altro, ma Allora, credo ha di mangiato aver di capito. nuovo sempre su quella canna, sai? Sì, vai a quel paese. Lì è quella tua. Sì, Vedi? vai a nuotare in mezzo agli squali. Ma hai visto come ho pescato? Non hai visto? E allora non vuoi imparare? La sua canna è molto più leggera e con un vettino molto più sensibile del mio. In quelli che io vedo solo come micromovimenti quasi impercettibili, lui riesce a vedere invece bene la boccata di quegli infidi pelagici immaculati che stanno bazzicando sotto la barca e mangiando a sbafo da me, pagando il conto al Senior. Pescato in maniera professionale. Ma guarda come l'hai preso, ti chiamano professionale, questo è solo culo. Professionale. Ma noi ti abbiamo portato per quello, cioè non è. Ok, è solo questione di concentrarsi di più. Modalità Gudo Terror attivata. Ero occupato. Allora ricordate, lui ciappa in quantità, mi ciappo sempre più grande. E finalmente trovo anch'io il bandolo della matassa. Ho montato un finale più contenuto, 016 in fluorocarbon, un solo amo del lotto a gambo lungo, gamma cazzo, su un terminale di circa 70-80 cm con un piombo di 20 grammi. La corrente di oggi non mi permette di pescare con meno zavorra. In più, gli sgombri se ne stanno belli sotto sul fondo e devo scendere in fretta per rimanere in vertical sotto la barca e avere maggiore probabilità di interpretare anche il più flebile accenno di movimento del cimino. È una questione di taratura. Mia, ovviamente. Ora però la vera battaglia può iniziare. 2 sono le prede che a noi interessano, gli sgombri e i lanzardi. Sono pesci molto simili ma con delle differenze sostanziali, anche in termini di bontà delle carni e valori di mercato. Il lanzardo è quello che raggiunge dimensioni maggiori, la sua livrea è tendente al dorato e le strisce nere del dorso sono meno marcate rispetto al fratello più piccolo, che invece ha dei colori meravigliosi e una striatura decisamente più vistosa e marcata con un corpo più lungo e affusolato. La caratteristica più evidente per il lanzardo è comunque la presenza di diverse macchie scure, simili a pallini grigi, disposte tra la fine delle striature e la linea laterale, assolutamente non presenti nello sgombro. Anche l'occhio è diverso, più grande rispetto allo sgombro e con una macchia nera attorno. A livello di sportività il lanzardo è più ricercato per la combattività che fa esplodere una volta allamato. Con dimensioni più grandi riesce a spezzare facilmente terminali troppo sottili se non viene gestito correttamente con la frizione. Lo sgombro però, nonostante sia più piccolo, è molto più ricercato perché è decisamente più saporito e sulla griglia fa sempre la sua porca figura.
Sono entrambi definiti pesci poveri, ma personalmente non scambierei mai una grigliata di sgombri freschi con un branzino al forno. Poi come si dice, de gustibus. Bella Marche! Una volta trovato il bandolo della matassa, iniziamo finalmente a dare filo da torcere a Senior, che per il momento non può che guardare il ribaltamento della situazione rimanendo basito e ammutolito. Ma come si dice dalle nostre parti, è il vecchio gazzata, e infatti rimette subito la palla al centro. Nel frattempo, nella barca di Dennis e Walter, la situazione è analoga. Un Walter che prende, Dennis che sbuffa e per ribadire chi sono i pescatori alfa si allea col Gudo Senior, urlando epiteti volgari da una barca all'altra, alludendo strani paralleli con la leggera vibrazione che questi pesci generano quando li teniamo in mano. Nonostante i buoni propositi iniziali, ormai stiamo facendo una pesca abbastanza ignorante. Inizialmente siamo partiti con delle montature fatte in casa, abbastanza standard. Partendo da un finale dello 0,28, colleghiamo tramite una perlina a 4 fori 2 braccioli dello 0,16 tra i 70 e gli 80 cm, che termineranno con un amo leggero a gambo lungo del numero 4 o del 6. Come piombo montiamo tra i 20 e i 30 grammi oggi, c'è una discreta corrente e non riusciamo a pescare con meno. Il problema di queste montature, legato proprio al modo in cui caliamo e recuperiamo verticalmente, è quello della rotazione dei terminali che, se non scaricano adeguatamente le torsioni, ce li ritroveremo spesso attorcigliati al trave. Possiamo evitarlo in vari modi, collegando i terminali con girelle triple, magari aggiungendo delle perline, o direttamente con le perline a 4 fori o Technosphere. È importante usare il fluorocarbon, non tanto perché è meno visibile, bensì è più rigido e si attorciglierà di meno. Dai, che adesso abbiamo preso il là, abbiamo preso le misure finalmente. È venuto il momento di portarle a casa più possibile. Nei limiti dei 5 kg a testa giornalieri. Che però sono 15 kg in 3. Guarda, se facciamo 15 kg in 3, torno a casa nuoto. Occhio che adesso che l'hai detto potrebbe essere un'arma a tuo svantaggio, E palamita. E che dopo un po' di cattura i terminali sono comunque da buttare, vuoi perché iniziano a creare spirali e aumentano i grovigli, vuoi perché gli sgombri hanno dei denti aguzzi e fluorocarbon o no alla lunga rovinano anche il terminale. Per ovviare a quest'ultimo problema si possono aumentare i tempi di vita del terminale creando delle brillature prima dell'amo, dipende tutto da quanto siamo pigri. E siccome noi siamo pigri, ora peschiamo con un unico terminale posizionato subito dopo il piombo. Sarà ignorante, ma finché funziona così bene diventa più comodo sotto molti aspetti. Che a volo c'è le misure. Tecnica, stile e capacità, te mi dicevi prima, no? La pesca allo sgombro è decisamente incline al catch and grill e sinceramente non ci vedo nulla di male. L'unica cosa che dobbiamo sempre ricordare è che si rischia spesso di fare troppi danni, soprattutto quando i pesci sono in frenesia. Peschiamo sempre con la testa, ricordandoci che le carni dello sgombro sono buone solo se fresche. Appena pescate, congelandole perderanno la maggior parte della loro bontà.
Ricordandoci sempre quindi dei 5 kg a testa per persona, che rappresentano il limite giornaliero, nessuno ci vieta di continuare a pescare e di divertirci quando ci troviamo in una situazione a noi favorevole, ma è altrettanto vero che il pesce in eccesso lo possiamo tranquillamente liberare. Portarne a casa troppo per noi, per darlo al gatto o cercare qualcuno a cui regalarlo, non dimostra né intelligenza né capacità né tantomeno lungimiranza. Ops! Zio, calcio! La nostra avventura finisce così, nel migliore dei modi, con una grigliata da leccarsi i baffi, cucinata sulla legna del nonno Mario per esaltare ancora di più il sapore delle carni di uno dei pesci più amati dai pescatori a Bolentino. Noi ci salutiamo qui, ricordandovi di non perdere la prossima puntata dedicata principalmente ai lanzardi, dove, senza anticiparvi troppo, ci siamo trovati letteralmente in un vero e proprio parco giochi. Somma di marinai e viva l'amor.